Salve a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City e come vedete di fronte a me non c'è come al solito Massimo Privitera, direttore di colonnesonore.net, ma c'è stato una sorta di golpe artistico e abbiamo invitato Luigi Maiello, compositore e musicista. Ciao Luigi. Ciao, buonasera Marco, cercheremo di sostituire il buon Massimo stasera, di essere solo musicisti. Assolutamente. Poi peraltro Massimo in questo momento è impegnato al Roma Music Film Festival, dove un festival totalmente dedicato appunto alle colonne sonore e quindi noi possiamo sconfinare in altro tipo di argomenti. Qualche puntata fa, tu Luigi eri peraltro con noi, Sì, abbiamo parlato di intelligenza artificiale, del sì, rapporto tra musica e intelligenza artificiale. In quell'occasione c'erano molti ospiti, inutile stare a rielencarli tutti quanti, tra cui peraltro te e tra cui Roberto Manfredi. Perché Roberto Manfredi? Perché Roberto ha scritto un libro, la musica del futuro, lo scenario artificiale, e ci eravamo ripromessi di approfondire questo tipo di problematica. A quel punto ho letto anche questo libro e adesso insomma ho da dire e ho da affermare alcune cose proprio relativamente a questo libro. Eccolo qui, ciao Roberto. Ciao, grazie Ciao dell'invito. Roberto. Ciao Allora, Luigi. bentornato. Ricordo che Luigi peraltro scrive anche sul Fatto Quotidiano e presto, no? Da quanto mi aveva detto Luigi, tirerei fuori un articolo su tutte queste Sì, sì, contenuti. uno diciamo che già dovrebbe essere in rampa di lancio e poi ce ne sarà un altro anche a seguito di questo ulteriore approfondimento, insomma, di stasera. Quindi Esatto. l'argomento è caldo. Sì, è molto caldo, soprattutto tra i musicisti. Ecco perché oggi ne abbiamo anche veramente di grandi che presenteremo dopo. Io però vorrei iniziare introducendo un po' questo libro di Roberto. Io nel backstage ti dicevo che avrei voluto dirtelo in diretta, esatto, cosa ne penso del tuo libro. Io penso che il tuo libro sia un piccolo capolavoro, questa è la realtà dei fatti. Troppo E buono. leggendo il tuo libro, allora a me capita, purtroppo ne leggo pure troppi di libri e raramente sono sorpreso. L'ultima volta che sono stato sorpreso era da questo libro qui, che si chiama Il futuro della musica, di Zsuzek Leonard, del 2006, che una volta lettolo io mi ricordo che la mia testa era divisa in due, era completamente aperta, e dentro c'erano nuovi contenuti, nuove riflessioni, nuove suggestioni. Ecco, lo stesso devo dire mi è capitato col tuo libro. Un'altra seconda riflessione che faccio è normalmente quando leggo un libro e so che dobbiamo poi parlarne in trasmissione, mi prendo degli appunti. Alla fine gli appunti erano talmente tanti che ho rinunciato a questo tipo di approccio perché sarebbe stato esagerato e saremmo stati qui un paio d'ore, voglio dire, come minimo. Quindi diciamo che oggi andremo da una parte con un percorso che in qualche modo hai disegnato te nel libro. Io ero convinto fosse un libro dove si parlasse esclusivamente di intelligenza artificiale, in realtà tu fai vivere un po' tutto l'escursus dal primo Novecento fino ad oggi, partendo dalla musica concreta, andando a finire su tanti autori fondamentali dell'evoluzione della musica, soprattutto quella sperimentale. Quindi cercherò di seguire questa tua traiettoria. Però a questo punto io vado a far entrare gli ospiti. Ho parlato di grandi artisti, grandi musicisti, allora uno per uno, tutti quanti. Primo, Oberlunar, definito da Roberto Manfredi un giovane genio, giovane perché rispetto a noi, diciamolo Roberto, no? Dico bene? Salve, buonasera, grazie di avermi invitato. Ciao, buonasera. Buonasera a te. Dopodiché abbiamo Andy, altra figura secondo me fondamentale anche. Ciao, buonasera a tutti.
buonasera. Non solo compositore, musicista, anche artista direi visuale, grafico, insomma, di quelle figure che ci piacciono. E poi abbiamo questo signore qui, Patrizio Fariselli. Mi dispiace, ma con Patrizio si entra proprio nella storia della musica italiana, quindi che dire, onoratissimi di avere il maestro Fariselli. Davvero. Benvenuto maestro. Benvenuto davvero, grazie. Tutto a posto? Ci senti? Spero di sì. Forse no. Non ci sente più. È già entrata in azione l'intelligenza artificiale, vedi che sta cercando di sabotarci. Forse il microfono. Sì, forse si è mutato il microfono, forse si è staccato qualche cavo, banalmente, ecco, forse, vediamo, adesso ci senti? 1, 2, 3, prova. Nel backstage si sentiva perfettamente, proprio perfettamente. Allora, mentre cerchiamo di capire di che cosa si tratta, io vi farei se volete lo chiamo in diretta. Sì, proviamo, alle brutte sì, ma però prima si sentiva. Facciamo un po' di mai dire gol, adesso lo chiamo. Facciamo l'assistenza telefonica dal... Sì, è bellissimo. Per forza, ormai c'è. Però mi sa che magari aspetto anche il cellulare, no? Vediamo un po'. Roberto? Ecco, maestro, ti devi probabilmente uscire e rientrare, probabilmente uscire o rientrare o aprire il microfono, perché noi non ti vediamo ma non ti sentiamo. Microfono aperto. Sì, il microfono aperto. Sì. Non hai fatto niente? Lui non ci sente, quindi Marco che fa? L'ideale sarebbe provare in questo caso a uscire, proprio a uscire dal prova a uscire e rientrare. Okay. Il link. Grazie. Bene, scusate, sono i famosi inconvenienti della diretta, come diceva. Ma è bello che parlare di intelligenza artificiale e poi trovarsi a problemi di connessione. Abbiamo fatto una bella figura, adesso vi sento. Perfetto. Non è colpa mia. No, dell'intelligenza artificiale. È sempre colpa di qualcuno, insomma, basta che non sia umano. No, io dico sempre che l'antidoto hai presente quelle previsioni catastrofiche circa l'intelligenza artificiale, no? Poi mi viene in mente la serie TV Boris e dico che noi non avremo mai problemi di questo tipo, proprio abbiamo un antidoto dentro proprio come allora io quindi ritorniamo a Roberto. Di nuovo benvenuto ha ripreso la voce il maestro Fariselli e niente. Allora Roberto, scusami, prima di iniziare una prima domanda classica, sì. te la devo fare. Da che nasce l'idea di scrivere questo libro? Cioè, perché hai pensato che il momento magari fosse giusto o hai pensato che dal punto di vista dei lettori fossero maturi i tempi di affrontare questo tipo di discorso o che cos'altro? No, in realtà sono contento che c'è Andy dei Blue Vertigo con noi, perché in realtà questo libro nasce da un format televisivo che insieme a Andy dovevamo fare per il canale Focus di Mediaset. Ci abbiamo provato. L'abbiamo scritto, lui doveva essere il conduttore, il narratore di questo programma. Io ho fatto anche tutta una serie di video, siamo andati dal direttore di Focus, Marco Costa, che ci ha ricevuto molto entusiasta di questo progetto. Dovevamo fare addirittura una serie a puntate in cui si parlava dell'olografia, si parlava dell'olofonia, si parlava di tutta la tecnologia applicata alla musica. Dopodiché lui era impazzito, addirittura aveva scritto anche a tutti i canali delle radio Mediaset, perché voleva addirittura fare... Io raramente ho visto un direttore in diretta così entusiasta sul progetto, per cui
Era molto convinto. Poi aveva l'immagine giusta, era perfetto, avevamo trovato uno studio multimediale, insomma era veramente una figata. Dopodiché il classico sepolcro imbiancato di Mediaset, cioè questi vecchi funzionari che mettono lì probabilmente perché devono ancora, gli manca un anno per andare in pensione, o non lo so, disse al direttore di rete: no, ma cioè, perché in un canale scientifico parliamo di musica? Ecco, non aveva letto niente del nostro format perché era tutto sulla tecnologia, e quindi scienza e tecnologia messo insieme. Al che il povero direttore mi ha chiesto affranto, mi ha detto: guarda, purtroppo mi hanno stoppato il progetto, eccetera. Al che, siccome io avevo già scritto parecchie pagine, ho detto: boh, io ci scrivo un libro sopra. Insomma, questo è il discorso. Ma io con in la realtà, scusa ho imparato come si fanno gli ologrammi, per cui è stata comunque un'esperienza esatto, perché molto poi mi è valida. capitato di lavorare con l'olografia, poi ho conosciuto Umberto Maggi, mitico primo bassista dei Nomadi, che ha inventato l'olofonia in Italia, e addirittura ha avuto una causa con Pink Floyd perché hanno cercato di fregargli il brevetto. Nella fattispecie, se volete vi racconto questo aneddoto, è molto carino. Cioè Roger Waters aveva sentito parlare di questo microfono olofonico inventato a Modena dai fratelli Maggi, e come al solito inglese spocchioso disse: ma figuriamoci se in Italia c'è un inventore, noi che qui abbiamo inventato tutto, cioè. E mandò un certo Village, un chitarrista che suonava con diciamo così, insomma, era un collaboratore di Pink Floyd a Modena. Dopodiché lui disse a Roger Waters: guarda che veramente questi hanno inventato una roba pazzesca, e Roger Waters invitò Umberto Maggi a Londra per il disco Final Cut, che poi peraltro è il meno bello suono del Pink Floyd, cioè, e utilizzava la sua tecnologia. Dopodiché c'è stata una causa perché quel furbacchione di Roger Waters, che va a dire la pace del mondo, cercò di fottergli il brevetto. Questo per dire che ma in amicizia, con grande pace, con grande Si è affezionato all'idea. Perché poi, ecco, non ha fatto apposta, si è io, affezionato al appassionato di progetto. queste storie, ho cercato di scrivere il libro partendo da lontano. E un'altra illuminazione di questo libro, e qui cito il maestro Fariselli, è che io il primo disco che ho avuto l'onore di fare è stato il disco del Parco Lambro. Io ero un giovane ragazzo cappellone, che è il primo disco fatto in uno studio mobile che noi abbiamo inventato per l'occasione, perché abbiamo preso un tir, ci abbiamo messo dentro 24 piste con i nastroni di come si usava in sala di registrazione, e abbiamo fatto questo disco. E mi ricordo che durante questo festival il maestro Fariselli ebbe un'idea straordinaria, cioè attaccò un cavo a un sintetizzatore, non mi ricordo quale, che era una specie di oscillatore di frequenze, correggimi se sbaglio Patrizio, e poi si calò in mezzo alla gente facendo la prima performance in Italia di musica interattiva, perché la gente toccando questo cavo aumentava la velocità e l'oscillazione di questo suono, per cui tutta la gente a momenti lo massacrano. Io ero sul palco e vedevo Patrizio che veniva. Ma è vero che la gente era spaventata No, la gente era esauriente. appassionata, tutti volevano toccare questo cazzo di cavo che si dilungava e Tofani lo teneva sul sintetizzatore, e fu una cosa clamorosa. Mi attribuisci meriti che non ho, Roberto. No, come non hai? L'idea non fu mia, Sei tu che sei sceso con quel cavo. L'idea fu di Paolo Tofani. Sì, Tofani, certo. Lui suo era il sintetizzatore Cherepnin e sua era l'idea appunto di questa cosa. Una sera mi fa vedere, dice: guarda, fa partire una sequenza di sample and hold, sai le robe, quella roba che hanno tutti i synth, però con i due cavi, toccandoli si creava ovviamente una resistenza e il suono modificava in ampiezza e poi anche in velocità. Da lì Tofani ebbe l'idea, ma cazzo, ma se
se facciamo fare chiudere il circuito alla gente, cosa può succedere? Cazzo, e lì è partita una canna dietro l'altra, abbiamo detto facciamolo, e debuttiamo lì appunto al Parco Lambro chiamandolo Caos parte seconda. Noi avevamo già registrato la parte prima in studio, cioè doveva essere la seconda parte. Il problema del Parco Lambro è che tu ti ricordi com'era sto palcaccio con queste luciacce tutti negli occhi della gente su un palco elettrificato, e quando vedi due ceffi tipo me e lui che porgono cavi scoperti alla gente, nessuno lo toccava, cioè, scappavano tutti, ma è anche un segno di buonsenso, se mi permette, andare a toccare un cavo scoperto, capisci che un deficiente ti porge. Ecco perché io mi sono immolato alla causa e mi sono tuffato, contrariamente alle mie abitudini, che sono una persona abbastanza sobria, ma invece lì mi sono tuffato e ho messo il cavo in mano a uno che mi guardava con due occhi così, terrorizzato. Poi bisognava chiudere il circuito, allora ho preso lui la mano sua di un altro finché... No, io mi ricordo che molti toccavano, io ho quell'immagine che molti invece, superato la prima perplessità, il primo timore, poi si sono buttati su quel cavo. Certo, perché tutti io me lo ricordo, solo sul cavo, l'uno con l'altro, era un tocca generale. Io penso che tanta gente si sia sposata, fatto figli grazie a noi, poi calcolando l'aspetto vibrazionale, tanta roba. Posso dire una cosa, che negli anni 70 accadevano cose che adesso si tradurrebbero in un arresto immediato. Cioè, io ho scritto un libro su Renato Nicolini, chissà se lo conoscete, grande assessore alla cultura, visionario romano. Chissà se avete sentito nominare del Festival di Castel Porziano, quello dei poeti, dove a un certo punto tutti il pubblico salì sul palco e il palco si afflosciò proprio. Ecco, giusto negli anni 70 potevano accadere quelle cose, perché adesso non te lo fanno neanche pensare di poter fare una cosa del genere, così come quella appunto degli Aria con Fariselli. Io però, se siete d'accordo, inizierei, ho estratto delle frasi qua e là da questo libro. A volte sono delle frasi di Roberto, a volte in questo caso sono frasi di Neil Young, e quindi le vado a far apparire. L'MP3 cattura solo il 5% della qualità dell'audio registrato in studio. I film con il digitale sono migliorati. La musica invece è peggiorata. Dopodiché l'ideale continuazione è questa. Che senso avrebbe inventare suoni e registrare in Dolby Atmos se poi sei costretto a sentirlo su un cellulare da 150 euro e 2 auricolari da 10? Allora, inizierei dal digitale, che ci ha portato tante belle cose, no? In un certo senso, però poi nel quotidiano di tanti di noi, o perlomeno di molti degli ascoltatori, la qualità si è in qualche modo abbassata, no? Ecco, io vorrei partire proprio da Patrizio Fariselli a ragionare su questo passaggio, quello che è stato il passaggio appunto dall'analogico al digitale, e queste contraddizioni in termini, appunto. Questo è un argomento, ci inoltriamo in un terreno minato, perché si rischia di combinare dei disastri, di farsi dei nemici, non lo so. Cercando di essere sintetici, ecco. La mia opinione, cioè io ho colto il digitale con favore, nel senso che per la prima volta qualcuno a casa propria poteva ascoltare il master così come era stato fatto in studio, perché la mia esperienza è quella la grande delusione della fine delle registrazioni, quando in studio fai l'ascolto finale del master e dice ok, print, e poi qualche settimana dopo ti arriva il disco, lo vai a sentire e sono anche lacrime, capisci perché? Cioè, perché sì. Poi cosa succede? Io sono affezionato ai dischi per la ritualità dell'ascolto, perché ti costringe appunto a una piccola cerimonia laica, e poi sono affezionato addirittura allo scratch, tutti quei rumorazzi che man mano aumentano, sono i tuoi scratch, sono i tuoi rumori. E quindi sono molto affezionato. E poi sono affezionato al fatto che ascolto dopo ascolto la musica si impasta, si impapocchia sempre di più.
e quindi tu vieni risucchiato dentro al lavoro. Per chiudere velocemente posso dire questo: io ho sempre considerato l'artificio della stereofonizzazione appunto un artificio, perché la vera esperienza olofonica è quella che si fa a orecchio nudo, ascoltando nei luoghi dove si fa la musica o non le cose. La stereofonizzazione ti dà un'immagine della realtà che il nostro cervello colma e trova addirittura più gradevole della realtà. Io che sono abituato a tutti i tipi di ascolto, poi gli studi di mastering, perché tu dici è il massimo. No, non è il massimo, perché un mio amico di Catania mi ha fatto vedere un impianto di casa che voi umani, se vedete la foto, impazzite, una cosa mastodontica, una bestia con degli amplificatori esoterici, la cosa fa paura a guardarlo. Lui ha costruito la stanza per questo stereo, poi attorno ci ha fatto a casa sua. Beh, lui mi ha fatto sentire alcune cose, anche mie musiche, e lì ho avuto l'illuminazione di quel che significa iperrealtà, ma in un altro territorio. Cioè, come può essere un suono che io conosco perfettamente più reale del reale? Si sconfina nell'astratto completamente in un trip diverso, ed è un gioco che a me piace, come ripeto, però ho sempre avuto la consapevolezza come dire, della stereofonizzazione. L'alta fedeltà, insomma, è un pacco inventato dall'RCA. Andy? Ma io penso che, scendendo un po' di livello, penso che sia una conseguenza e il frutto della sindrome di comodità, nel senso che io ho iniziato con i vinili, poi ero molto affezionato alle musicassette, comunque con il meccanismo della cassetta, un nastro in miniatura che anche si porta in giro col Walkman. All'arrivo del CD un po' mi sono spaventato, ma soprattutto da quando hanno inventato la possibilità di estrapolare un file da un CD. Lì, quando successe questa cosa negli anni 90, io un po' mi preoccupai. Concordo col maestro Fariselli che è un artificio, no? È un'illusione, penso che sia molto placebo, no? Come si va in studio, si confeziona un progetto per predisporre al cervello degli interlocutori un'approssimazione di quello che è. Su questo ci sto. L'abuso che provo oggi, innanzitutto, è la quantità di musica gratuita. Io sono fedele a una frase di Anton Corbijn, che è il fotografo dei Biancaneri, dei Depeche Mode o di Miles Davis, che dice: non potrai mai dedicare la stessa attenzione alla musica per la quale ti sei sacrificato, e sei andato veramente, hai sottratto alla tua paghetta per comprarti dei dischi e comprarli e dedicartici, se tutto il panorama musicale diventa facendo zapping in maniera gratuita. E penso che la qualità, ad esempio, io non ho Spotify, non mi interessa, la musica che faccio la pubblico su Bandcamp, perché ci tengo almeno che si ascolti in totale qualità. Mi è capitato di sentire dei progetti di amici per il quale ho comprato anche digitalmente su iTunes i loro file, e poi riportati su Spotify suonano veramente di merda, scusate il francesismo. E quindi c'è veramente un'approssimazione, un abbattimento, parlo proprio di range, di frequenze, per il quale sembra sempre più un ascolto da zapping. A me interessa poco, sincero, però sono dispiaciuto di questo. Allora, sulla frase di Neil Young, per il 5% della qualità, non lo so, però che ci sia proprio un'approssimazione, un appiattimento di quello che è invece il lavoro che comunque anche nel meraviglioso artificio fai in studio e ci tieni a mixare o masterizzare, penso che sia molto destabilizzante, molto avvilente verso certi ascolti. Mi è capitato di sentire musica che si sente profondamente male, per ragioni di comodità bisogna far spazio e quindi bisogna buttarla nella playlist, e non amo quel tipo di attitudine. Mi sembra una giusta affermazione. Io ho fatto un esperimento con un disco che si dice sia stato il primo disco registrato in digitale, Nightfly di Donald Fagen,
e l'ho sentito su diverse piattaforme, Spotify, iTunes, Bandcamp no, Apple Music, l'ho ascoltato, Deezer, e vedete che anche a secondo della piattaforma digitale su cui ascoltate un brano, assolutamente la qualità cambia totalmente. È un esperimento che vi consiglio di fare per capire. YouTube, ad esempio, anche lo stesso. Lo stesso iTunes rispetto a QuickTime. Assolutamente, suona diversamente, quindi poi vai a vedere, sì, è vero, c'è sta una frequenza diversa, chi 4416, chi decisamente maggiore. Faccio la stessa domanda però anche a Oberlunner a proposito appunto di questo discorso sulla qualità sonora e musicale che i fruitori hanno al momento della musica. Ma mi sentite? Sì. Un po' più vicino, grazie. Forse adesso meglio. Sì. Io vorrei ritornare un attimo alla fase nella quale l'MP3 è stato codificato, che fondamentalmente è nato come un atto di pirateria, perché si professava la musica libera e distribuibile, diciamo, sul web, sull'internet. Chi si ricorda WinMX, Napster, tutte quelle, Napster, diciamo, sì. quelle piattaforme che poi dopo, diciamo, hanno poi portato a costringere anche parti della discografia purtroppo a dover ammettere che esisteva lo streaming digitale. E quindi, al di là della qualità, che poi quella è un discorso di collo di bottiglia, fondamentalmente se avessimo, diciamo, una qualità maggiore, la codifica probabilmente sarebbe riportata alla qualità di una registrazione analogica. Ma di questi tempi dubito che ci siano ancora registrazioni puramente analogiche, almeno che non sono quelle dei grandi studi. Poi fondamentalmente se passiamo da un analogico al collo di bottiglia che è su una DAW o su un computer, tutta quella, diciamo, capacità di rappresentare in analogico uno strumento, una frequenza, un determinato esperimento, si va a perdere tecnicamente, perché le onde che sono continue, perché noi, diciamo, nel dominio delle frequenze, in un audio siamo in un dominio continuo, andiamo a scalare, cioè ci sono tutti i gradini. Quello che noi codifichiamo in bit sono gradini, non sono più onde continue. Quindi una nota, una frequenza o un rumore o qualsiasi altra cosa diventa una sua rappresentazione binaria, e quando diventa una rappresentazione binaria abbiamo questo effetto. A me quello che mi sembra molto ridicolo alcune volte è il discorso di trasferire un brano fatto in uno studio quasi digitale o semidigitale in vinile per poi vendermi in vinile. Cioè, bene o male, quello secondo me è l'unica cosa che non si dovrebbe fare. Cioè, io preferisco 100.000 volte comprarmi un vinile degli anni 70, adesso ci vuole, e non comprarmi un vinile che è fatto attualmente con le tecnologie attuali. Cioè, bene o male, con queste tecnologie la musica è stata costruita quasi per entrare in queste tecnologie. Come diceva Andy prima, non c'è molto spazio, e sono d'accordo. Si cerca addirittura ci sono degli strumenti adesso che per ogni piattaforma permettono un mastering differente, permettono un missaggio differente, e poi comunque abbiamo i tecnici che bestemmiano, che dicono Spotify mi ha cambiato l'algoritmo di masterizzazione, di normalizzazione, per fare in modo che tutte le basi, tutti i brani suonino allo stesso volume, più o meno con gli stessi colori. Questa, non lo so, è una dimensione che per me già è distopica di per sé, quindi cioè, io non sono assolutamente a favore di questo tipo di ascolto della musica. Però dall'altro lato mi chiedo qual è l'alternativa, soprattutto in uno scenario nel quale le nostre generazioni, forse le generazioni che sono venute appena dopo di me, perché io sono uno dei primi nativi digitali, poi ci sono quelli, diciamo, di seconda generazione, che per loro il computer e il telefonino, cioè vai a portare la musica a questi ragazzi che guardano il telefonino più di loro allo specchio, cioè ovviamente qui c'è anche un problema appunto culturale. Dunque, posso aggiungere una cosa? Allora, sul discorso culturale sono perfettamente d'accordo, cioè c'è una disparità tra le potenzialità della tecnologia. Parliamo per esempio del Dolby Atmos. Il Dolby Atmos è praticamente la versione aggiornata dell'olofonia, si suona a 360 gradi. Le aziende potrebbero aumentare la qualità dell'audio
dell'ascolto, ma il problema è che siccome vendono al mass consumer, quindi a costi molto bassi, e quindi puntano sulla quantità più che sulla qualità, non gliene frega niente dell'innovazione tecnologica. O meglio, ci sono due mercati: c'è il mercato popolare, per cui si vendono gli auricolari a 5 euro, le piattaforme devono non avere solo 5 euro. Non solo 5 euro, c'è anche un mercato degli auricolari che anzi strasuona. Mio figlio, che ha 16 anni, ascolta dal cellulare a volte solo con un auricolare, neanche con due. Pensa a te, perché non l'hai educato siamo bene. passati dalla cultura dell'hi-fi, e qui non sono molto d'accordo col maestro Fariselli, alla cultura del wifi, dove una volta c'era la cultura dell'ascolto, no? Oggi non c'è, perché è un rumore di fondo. Quindi se le aziende capissero che invece Dolby Atmos, per esempio, si potrebbero vendere dei diffusori di alta qualità, automaticamente la cultura dell'ascolto aumenterebbe. Ma se tu fai oggi un Alan Parsons, non può esistere, perché Alan Parsons di oggi è quello che, anziché pensare al suono olofonico dei Pink Floyd, eccetera, pensa al suono che deve essere simile ai diffusori che si vendono sul mercato. Quindi se i diffusori sono di bassa qualità, lui mixa roba di bassa qualità. Questo è il discorso, capisci? Quindi un Alan Parsons oggi non potrebbe esistere dal punto di vista industriale. Questo qua quindi la colpa delle aziende non è colpa della tecnologia che non è arrivata a un livello molto alto. Io ho fatto un disco in Dolby Atmos, peccato che non si può sentire, perché o vai solo su siti specializzati dove è possibile ascoltare Dolby Atmos, ma sono andato a Buscemi a Milano, che è il più grande negozio dei hi-fi che c'è a Milano storico. Sono andato lì con il file in Dolby Atmos e lui non è riuscito a sentirlo. Mi ha detto no, bisogna fare un Blu-ray. Cioè, per cui è tutta una tecnologia talmente complicata per cui tu ti do un suggerimento: a San Fruttuoso, che è vicino a Monza, c'è Esaù che ha fatto uno studio molto, molto particolare. Certo. Lui mi ha fatto sentire un aspetto olofonico attualizzato. È assurdo chiaramente dover trovare un esempio con un amico con lo studio bellissimo, concordo. No, capisci? Per cui è l'industria che non vuole la qualità, per cui noi allediamo ragazzi a ascoltare della musica male. Cioè noi possiamo fare il disco più bello del mondo, ma loro lo sentiranno da far schifo. Ci potrebbe essere un bello spazio nel metaverso, secondo me, tra un po', tra non molto. Ci arriviamo. Per ascoltare la musica meglio. Ci arriviamo anche lì. Luigi, vuoi aggiungere qualche cosa? Sì, no, io nella doppia veste, tra virgolette, di compositore, ma anche, diciamo, fruitore, divulgatore, giornalista, anni fa scrissi un articolo, una decina d'anni fa, scrissi un articolo su questa cosa, dicendo che poi nel campo della musica purtroppo la tendenza a miniaturizzare ha fatto a pugni col fatto che un ascolto di qualità, nel caso appunto che non sia l'auricolare ma siano degli speaker, ha comunque un problema, diciamo, di dimensioni fisiche che vanno rispettate, no? E mentre noi siamo stati un po' vittime di questo racconto che con piccoli diffusori e piccoli oggetti di design carini, eccetera eccetera, si poteva sentire bene la musica, no? Come, non so, le 2 cassette Bose piccoline vendute a magari 700 euro l'una, eccetera, col marchio Bose. Io dicevo, ma signori, guardate che c'è un problema anche proprio di fisica del suono, cioè non è possibile tirare fuori delle frequenze gravi a meno che uno sotto non abbia un bel sub da infatti, diciamo, con i satellitini c'era il sub della Bose. Sì, con i satellitini sì, ma i satellitini hanno aperto la strada poi alle casse piccole, perché purtroppo nella musica è successo che è passata l'idea che la musica si dovesse ascoltare dappertutto, e quindi mentre una volta, se uno non aveva, magari anche scarso, io ricordo il mio primo diffusore musicale su CD, che era di una marca italiana che si chiamava Il Radio, nel suo costare poco ed essere un oggetto, diciamo, di fascia bassa, aveva comunque un lettore CD, un suo piccolo amplificatore, 2 casse di questa grandezza, eccetera. Poi a un certo momento che è successo? Che la musica si è detto no, la si può ascoltare anche
dal computer, dalle casse del computer, poi chiaramente da quello si è passati al cellulare, poi c'è la soundbar, cioè tutto, la musica oggi si ascolta dappertutto fuorché da un impianto stereo. Allora, mentre fino al momento in cui questa tecnologia non c'era, o uno aveva uno stereo anche scadente di qualità, oppure la musica non la poteva ascoltare. Quando sono nati questi device, diciamo, di ogni tipo, chiaramente siamo arrivati al fatto che io vedo in metropolitana, che non so bene cosa sentano, perché lo vorrei proprio capire anche come indagine sociologica, ci sono dei ragazzi che ascoltano la musica mettendo l'auricolare del telefono, quello con cui noi parliamo, e sentono la musica così, e ogni 20-30 secondi skippano e sentono un'altra cosa. Quindi è chiaro che tutto il discorso che si fa qui, no, sull'olofonia, su Dolby Atmos, io ricordo anche quando uscì il DTS che era rivale del Dolby, tutte queste cose magnifiche poi si sono di fatto scontrate con una realtà fatta, diciamo, dell'equivalente del vino nel cartone, no? Cioè ascoltare la musica così è l'equivalente del gustare magari il vino del supermercato a €1 piuttosto che il bel Brunello di Montalcino nel calice. È passata questa cosa qui, ma sono d'accordo con voi che è un problema culturale principalmente, ancora prima che tecnico, economico. Allora, io andrei avanti estraendo un altro, diciamo, brano, scusate, un'altra citazione, anche questa di un artista un po', voglio dire, importante. Piuttosto che eseguirli, preferisco concepire piani e sistemi per creare musica con interventi minimi. Cioè io tendo al ruolo di programmatore e poi a quello di ascoltatore dei risultati. E qui un po' ci introduciamo, Brianino questo l'ha scritto, e qui un po' ci introduciamo al discorso in qualche modo dell'intelligenza artificiale. Ecco. E io inizierei proprio in questo caso da Roberto, insomma. Dunque, Brianino è un po' un furbacchione, perché devo dire grande merito, perché è stato un piccolo inventore. Basta pensare a come lui ha scoperto per caso la famosa musica ambient. Non so se lo sapete, ma lui l'ha poi scritto in un'intervista. Cioè lui era a letto per aver avuto un incidente, ha rotto una gamba, si era rotto una gamba, quindi era a letto e non poteva muoversi. Allora ha messo lo stereo vicino al letto e un giorno ha messo un disco di musica d'arpa del Settecento, se non che per una strana combinazione il volume dell'impianto si è guastato, per cui sentiva il disco bassissimo. Siccome aveva la finestra aperta d'estate, il suono dell'arpa si confonde con i suoni esterni, uccellini, fruscio del vento, le foglie, eccetera. E lì lui ascoltò per la prima volta, per caso, un suono completamente immerso, diciamo, nell'ambiente, no? E da lì lui ha creato la famosa musica ambient. Però lui è un furbacchione, perché sull'intelligenza artificiale ha sostenuto che è noiosa. In realtà è un po' una buttata, perché poi niente è noioso se non l'opera d'arte che tu fai. Può essere meravigliosa, può essere noiosa, ma non è il mezzo in sé che stabilisce se una cosa è noiosa o meno. Quindi probabilmente lui pensava che il processo creativo, compositivo fatto dall'intelligenza artificiale fosse un po' noioso, un po' ripetitivo, ma è una buttata, perché in realtà lui sa benissimo, come tutti i compositori del Novecento, dalla matematica di Stockhausen voglio dire Lonnie Anderson piuttosto che Sakamoto, piuttosto che Philip Glass o roba del genere, o lo stesso Vangelis, oggi il musicista, quel tipo di musicista lì che oggi viene chiamato metautore, su questo Belluna ne sa meglio di me, è un po' simile a quello dell'alchimista, cioè nel senso che compone mettendo tutta una serie di elementi insieme e crea con elementi o preesistenti o già inventati, no? Cioè l'assemblamento è un po' come l'alchimista che prende vari elementi per poi comporre un
principio attivo di un farmaco piuttosto che di una sostanza, no? Assomiglia molto all'alchimista la figura del nuovo compositore, secondo me, perché poi non si possono neanche inventare dei suoni. Oggi è impossibile inventare dei suoni, perché la tecnologia ha fatto sì che tutta la cultura sonora del Novecento è tutta in rete. Quindi oggi è difficile che possa esistere un Jimi Hendrix e si inventa il fuzz, cioè, capito, il pedalino, perché esiste già il suono del fuzz. Quindi puoi soltanto elaborare suoni che già sono stati fatti. È impossibile oggi inventare, almeno io penso, un suono nuovo, se non con l'elaborazione di suoni già preesistenti. Però io quello che ritengo interessante di questa frase è la prima parte: piuttosto che eseguirli, preferisco concepire piani e sistemi per creare musica con interventi minimi. E dopodiché lui si considera un ascoltatore, sì, un ascoltatore dei suoi stessi programmi, quasi come se non avesse contezza di ciò che poi creerà il sistema. Ora, che il sistema sia intelligenza artificiale o sia qualche sequencer che in qualche modo imita le serialità, resta la prima frase: piuttosto che seguire, io preferisco concepire piani e sistemi. Di questo ne parla in maniera diffusa Oberlunar. Infatti poi ho tirato fuori un'altra frase del suo scritto, che è un altro momento, un altro capitolo molto 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 interessante di questo libro, e quindi io infatti lo chiedo direttamente appunto a Oberlunar a proposito di questo anteporre il piano, il sistema al risultato stesso. Penso che ci sia... Allora, se Brian Eno ha detto che l'intelligenza artificiale era noiosa, però questo non ho letto questa affermazione, sì. Però no, è proprio dichiarata. Vabbè, okay. Io non mi fisserei però su questo, mi è caduto un mito anche proprio sulla semantica della seconda frase collegata alla prima, perché il ruolo di programmatore e poi quello di ascoltatore dei risultati è fondamentalmente il ruolo del meta-autore, così come definito non da me ma da Douglas Hofstadter in Un'eterna ghirlanda brillante. E ne abbiamo parlato tanto anche con Marco Morgan circa 2 o 3 anni fa. Ora, l'idea del meta-autore è che fondamentalmente concepisce la sua opera osservandola da distante, perché non è lui direttamente a crearla, ma è la macchina con una sua forma di intelligenza, se la volete chiamare così, ma poi penso che ci arriveremo nel chiamare, diciamo, nel definire intelligenza filosofica e musicale una macchina. Comunque, nel guardare una macchina, che cosa crea? E poi quindi stare lì a valutare questi risultati. Ma ci sta un ma grosso quanto una casa, che qua sembra scappare a tutti, e che fondamentalmente questa macchina chi la programma? Cioè, io ad esempio sono abituato a programmare, a dar vita alle mie intelligenze artificiali, perché faccio questo nella vita, sono un docente universitario e insegno come si sviluppano le intelligenze artificiali, e il fatto di programmare queste intelligenze artificiali per fare in modo, ad esempio nel mio caso, che facciano musica, è già di per sé un gesto artistico, un modo di fare arte, perché lo stesso scrivere codice, che per me significa fare arte. Poi è ovvio che da utilizzatore, come potrebbe essere un Brian Eno, che non sa come funziona l'intelligenza artificiale, perché magari è fuori dal suo tempo, ma sicuramente se si applicasse l'avrebbe fatto anche lui ai suoi tempi, diciamo che se fosse applicato, diciamo in un certo senso, diciamo che questo è il discorso: se sei non soltanto un utilizzatore e pensi che con 4 tasti schiacciati hai creato un nuovo brano musicale, è normale che ti sembra noioso quel brano musicale. Quindi, poi questa diatriba è vecchia quanto, diciamo, se voi vi ricordate, penso che qua anche Maestro Fariselli si può ricordare sicuramente meglio di me, che io ho letto articoli di giornali molto vecchi, quando uscirono i primi sequencer, i primi sintetizzatori furono messi al bando dalla corona inglese, perché rubavano il lavoro ai musicisti, perché erano cose programmate e non suonate direttamente. Quindi
Cioè, in realtà questo discorso di concepire piani e sistemi per creare musica è qualcosa che nell'uomo è sempre, secondo me, esistito a diversi livelli. Adesso siamo in quel livello nel quale per, diciamo, concepire questi piani, questi sistemi, l'approccio è cambiato. Ma l'approccio è cambiato da tanto tempo. Se voi pensate a Stockhausen non bastava più la musica sullo spartito. Cioè, per fare quei brani, musica concreta, seriale, eccetera, eccetera, lui ha introdotto già di per sé un nuovo modo di scrivere sullo spartito, un nuovo simbolismo, cioè un nuovo modo di rappresentare la musica. E in un'intervista che mi ha fatto vedere Roberto, questo discorso di rappresentare la musica con dei simboli differenti è importante. E in questo scenario, nello scenario dell'intelligenza artificiale, semplicemente i simboli sono cambiati. E cambiare questi simboli significa utilizzare altri simboli rispetto a quelli precedenti. Quindi, ecco, cioè, diciamo che anche per me in questo caso è una questione di tempo, e il tempo poi ci dirà. Però il fatto che appunto adesso questa cosa me la sono segnata, perché Brian per me è stato sempre un mito, adesso un pochino... Non ci voglio pensare. A mio parere però ci si sta fossilizzando verso magari una boutade, proprio perché Brian è una persona complessa e anche estremamente ironica. Io mi rifaccio al suo libro per un attimo, se ti va, mi prendo molto poco sul serio, però il suo libro Futuri Possibili del 95, se non sbaglio, ha fatto una bella profezia, perché ipotizzava il futuro della musica nel 95, dicendo un giorno la musica sarà scrivibile mediante dei pacchetti, potrete comprare delle percussioni tunisine o dei sequencer tedeschi e assemblare gli elementi. E questa oggi è la realtà, dove comunque solo comprando Logic Audio ci si rende conto che è una profezia avvenuta. Nello stesso tempo però la frase che vedo qui scritto sottotitolata in giallo, lui l'ha fatta con l'applicazione Escape, che è un'applicazione che io uso molto, è estremamente divertente, nel senso che dopo anni di dischi ambient, da Apollo, For Airports, The Drop, cioè tutto il suo percorso di sperimentazioni, di apri e chiudi gli effetti, ha messo a disposizione delle persone una tavolozza di sue sonorità, con degli autorigeneranti per il quale ognuno può scrivere una composizione che ogni volta non sarà mai uguale a prima. Ha messo dei preset vettorialmente assegna delle onde. Io lo trovo creativissimo e è molto positivo come gesto. Non è un'intelligenza artificiale, ma è comunque un concepimento di piani e sistemi che permette anche a noi di sperimentare della musica stranissima. Io lavoro molto con i layer di Escape e l'ha inventata Brianino, per cui anzi dalla boutade citata da Roberto io non ho perso nessuna stima dalla frase. Avrà detto una cazzata, che succede? Sì, ma perché uno molto è detto molto più ironico di quanto della pensiamo, secondo me. Io se posso porre una domanda, volevo sentire l'opinione di Patrizio Fariselli rispetto a tutto questo. Dopo. Ma io sono molto, molto incuriosito e attratto dall'intelligenza artificiale di cui si è parlato, si parla. Non ne so molto, non ho avuto modo ancora di praticare, anzi tra l'altro vorrei chiedere a Oberluner se mi dà qualche lezione, visto che lui insegna, mi farebbe piacere, così mi metti al corrente. Io posso dire che no, davvero, lo scherzo. Io nella vita sono sempre stato attratto da nuovi mezzi di produzione del suono. Ho un ricordo di quando ero bambino, di quando mio padre, contrabbassista nell'orchestra di Egel Gualdi, è arrivato a casa tutto felice perché aveva un piezoelettrico, una bestia così, da mettere sul contrabbasso, ed era felice perché non solo rappresentava la vendetta di tutti i contrabbassisti nei confronti dei batteristi, ma anche perché gli apriva un nuovo mondo, nuove possibilità. Quindi ho vissuto tutta l'elettrificazione degli strumenti con grande gioia, lavorandoci fino in fondo, e sono sempre stato convinto comunque che a nuove quantità debba corrispondere nuova qualità.
perché questo poi è la chiave. Stiamo parlando comunque di musica, e qualsiasi sia il modo con cui questa si progetta o si esegue, il risultato finale è quello che conta da musicista, come esperienza musica nel suo senso più nobile. Poi vorrei dire una cosa anche al signor Nino Braia, Nino di nome, Braia di cognome, che la ambient music, c'era un signore che chiamava John Cage che qualche decennio prima qualcosina ha fatto. No, per questo c'era anche, secondo me, un signore che si chiamava Eric Satie, che era musica d'arredamento, peraltro, quindi ce ne sono, insomma, secondo me, cioè la via è stata lunga, quindi io non so adesso se gli uccellini quel giorno che si era rotto qualche cosa, non ho ben capito che cosa, fossero veramente che passava in traffico. No, gli è venuta l'intuizione per fare la discrete music, no? Che poi fece la collana discrete music, musica discreta, insomma, però... Sì, ma guarda, l'esempio è pieno, ad esempio Steve Reich ha il minimalismo, i pattern in qualche modo, lo scivolamento del tempo è dovuto al fatto che c'aveva un nastro, un Revox che non gli funzionava rispetto a un altro, quindi da lì va benissimo. Io adesso però vado alla fonte e vado a leggere una frase appunto proprio di Oberlüner. Ci troviamo in un mondo che sta progressivamente perdendo la sua fisicità e si sta spostando verso ecosistemi virtuali come il metaverso e le sue varianti, dove ognuno di noi è orientato a una rappresentazione di se stesso in modo artificiale, come se fosse un avatar o un ologramma perenne. Credo che sia proprio, se non ho la chiusura del tuo scritto, mi sembra è veramente esatto. È abbastanza chiaro, però vogliamo un attimo sviscerare bene tutto questo passaggio che mi sembra, insomma, importante. L'idea è che siamo oberati, scusate il gioco di parole, dalla artificialità, quindi fondamentalmente tendiamo ad artificiare troppo qualsiasi cosa che viviamo, anche senza necessità. Nei miei scritti alcune volte dico che, ad esempio, l'intelligenza artificiale non è assolutamente necessaria al musicista, cioè se ci sono musicisti bravissimi che restano bravissimi anche senza intelligenza artificiale. E come ad esempio l'intelligenza artificiale può essere utilizzata sia dal lato di scrittura della musica ma anche dal lato di esecuzione della musica, e sono due AI completamente differenti. O di mix e mastering. Esatto, qualsiasi altra cosa che vogliamo. Quindi diciamo che dare un'idea in musica artificiale è molto difficile, perché ci sono tante e diverse intelligenze artificiali. Poi tutto è caduto nel calderone dell'intelligenza artificiale, ma fondamentalmente qui è più un'analisi di tipo sociologico, nel senso di guardare le persone e dire: ma perché vuoi per forza artificializzare qualche cosa che fino a 1 minuto fa, 3 minuti fa era reale? Quindi questa tendenza a trasformarsi, senza però la necessità di doverlo fare. E questa cosa la noto anche e soprattutto nei miei studenti, questa tendenza, diciamo, a voler per forza spostarsi nell'ambito reale in quello digitale. Secondo me, io non ho capito il perché. Se dovessi adesso spiegarvi perché sta succedendo questa cosa, non lo so. Sicuramente è un processo lungo e ci sono dei dati al riguardo. Ad esempio, prima parlavamo che gli studenti, o comunque gli studenti giovani, hanno un ascolto della musica molto, molto ridotto. Si parla di 10 secondi di span attentivo per canzone. È uscito uno studio neurologico nel quale si è visto che man mano le nostre generazioni, abituate a dispositivi elettronici multitask, hanno ridotto fondamentalmente la lunghezza dell'attenzione su un singolo task a più task. Quindi, bene o male, la musica, come quel rito, quella processualità che diceva prima il maestro Fariselli, di dire prendo un disco, lo accendo, lo metto così, questa cosa qua non c'è più. E non c'è più rispetto a tutte le altre cose che artificializzano il sociale e l'umano. Vi posso fare tantissimi esempi, ma li conoscete meglio di me. Cioè, siamo diventati pigri, come diceva prima, diciamo, tendenza alla pigrizia, come diceva prima Andy, e poi dall'altro lato... No, aspetta, scusami, pigrizia nel senso?
Pigrizia nel senso, sì, pigrizia nel senso di No, siamo viziati dalla comodità. Non è pigrizia. sì, esatto, È tutto viziati dalla molto a comodità. disposizione, ma non c'è pigrizia, anche nei giovani c'è un botto di entusiasmo. Ok, vabbè, però secondo me questa pigrizia, questa comodità fondamentalmente non dà più lo slancio per andare nel reale, ma ti mantiene in quella culla artificiale dove tutto è comodo, tutto a portata di mano, e quindi poi dopo questo mio umile parere, quindi io sono addirittura contro questo tipo di approccio, quindi per me questo era un messaggio di denuncia, ecco, tutto qua. Io, scusa, non vorrei fare conduttore, mi scusa Marco, però se vogliamo dare un esempio, visto che parliamo di opera, diceva giustamente prima Patrizio, quello che conta è l'opera, poi come viene fatta può essere un fatto di curiosità, insomma, di interesse, ma non è determinante, no? Allora mi piacerebbe vedere il video che ha fatto Oberluna su una musica mia, che lui poi ha arrangiato, che è questo Night in Gaza, tanto per dimostrare che con l'intelligenza artificiale si possono fare delle cose meravigliose o comunque di qualità. Adesso non voglio certo, ma questo è per dare un segnale, perché secondo me è importante. Poi se vuoi farlo vedere alla fine lo facciamo vedere alla fine, però sì, l'idea perlomeno era di finire questo giro e poi farlo vedere, assolutamente sì. Infatti volevo sentire, Andy ha in qualche modo interpuntato alcuni concetti, ecco. Ritornando al discorso della perdita di fisicità, faccio e chiedo direttamente a voi, sarò un po' ardito. Ieri ho partecipato a un convegno dove si parlava di spazio pubblico, cioè di in qualche modo riappropriazione da parte della cittadinanza dello spazio pubblico, quindi per organizzare eventi, arte e quant'altro. Quindi c'è da una parte una richiesta di fisicità rispetto al rito proprio, quello come lo intendiamo, come è sempre stato inteso, ma dall'altra parte c'è un qualche cosa che ci manda verso la liquidità, di cui ha parlato appunto Oberluna. Secondo voi come mai c'è questa sorta di tira e molla su queste due dimensioni che sembrano antitetiche, ma forse invece non lo sono? Punto di domanda. Chi lo sa? C'è una faccia no, nel senso che io pensavo fosse un incontro dove si parlasse di nuove cose interessantissime. Roberto ha fatto un progetto da non musicista, ma ha iniziato a smanettare l'intelligenza artificiale, mi ha chiamato per fare un sassofono, per me ha esplorato dei nuovi mondi. Io stesso sto facendo una mostra nel metaverso dei miei dipinti, qui io vivo in un capannone industriale, trasmuterò questa cosa nel metaverso, ma mi diverte da matti la possibilità di girare con gli occhiali al 3D, non provo un giudizio verso mi sto rincoglionendo, dove finiremo, cioè proviamo le cose, io sono un artigiano delle curiosità e trovo sempre domanda non era quasi però c'è sempre un po' quest'ottica giudicante che, il senso della domanda non era questo, era anzi forse al contrario. L'ho malinteso, scusa. Sì, il senso della perché domanda, c'è molta sete di esperienzialità e questo, guarda, secondo me lo vedo, lo vivo. Stai parlando con uno che ha fatto, credo, il primo concerto 4 anni fa in realtà virtuale con i visori, cercando di ripercorrere un po' quello che accadeva nel cinema muto, cioè noi musicisti vedevamo un'opera di realtà virtuale suonando, sonorizzandola direttamente, quindi in me non c'è nulla di giudizio in qualche modo. No, ma forse mi riferivo all'intervento prima di Oberluna, che c'era proprio quasi un orientamento e quasi un giusto uno sbagliato. No, e io invece ho colto da quello una sorta di, come dicevo ieri, guardandoli in faccia, cioè guardando in faccia che da una parte proprio gli spettatori, che erano un po' di tutte le età, da una parte c'era questa voglia di, come posso dire, di presenza fisica in uno spazio, dall'altra parte però c'era l'esigenza giusta, sacrosanta, di esplorare nuovi orizzonti. Ecco, da questo punto di vista forse ci dobbiamo domandare anche l'offerta di noi artisti, in qualche modo le produzioni
perché Infatti da una è un parte periodo interessantissimo, perché la credo tecnologia ci permette di avere sempre più, cioè anche in casa, la possibilità di sperimentare delle cose che prima erano inarrivabili. Cioè, un po' come quando accendo il Juno 60, l'arpeggiatore ancora oggi mi lascia stupefatto, cioè, come quando Maurizio Arcieri mi diceva quanto dovrei suonare il pianoforte per fare l'arpeggiatore a tempo così, cioè, non sarò mai così veloce in questa vita. Però penso che sia proprio un momento curioso. Ad esempio, l'intelligenza artificiale nel miscuglio tra la mia pittura e la mia musica mi porterà, penso, a fare dei caleidoscopi davvero che mi incuriosiscono, mi riempiono di voglia di provare. E trovo sempre però più gente affascinata da questo. Poi bisogna anche intendere cosa intendiamo per fisicità. Esperienziale, contatto. Vi butto lì una provocazione, cioè i giapponesi hanno inventato l'immortalità con l'olografia, no? Poi gli americani addirittura ci sono andati pesanti, per cui con Elvis. Addirittura gli eredi delle grandi star decedute fanno palate di soldi con l'olografia, no? Addirittura la figlia di questo in maniera diffusa di questo. No, ecco, la figlia di Frank Zappa, poi c'è un fatto etico, morale, non so come la vediamo, eccetera, però la figlia di Frank Zappa ha venduto i diritti olografici del padre, per cui noi vedremo molto probabilmente Frank Zappa in tour, l'ologramma, con dei musicisti che suonano, eccetera, eccetera. Ora, si può condannare o meno, ma la differenza è: che differenza c'è con il video? Nessuna, sostanzialmente, se non tecnica. Allora, qui io lancio una provocazione al maestro Fariselli. Io gli avevo una volta, se ti ricordi, Patrizio, ti avevo telefonato, ho detto: scusa, dovevamo fare un concerto degli Area Open Project insieme, e gli ho chiesto: scusa, con la tecnica olografica, perché io l'ho studiata per 3 anni, ho fatto anche una regia di un concerto olografico, ho chiesto a Patrizio: perché non facciamo apparire Demetrio? No? Che è sempre lui, nel senso che tu prendi un supporto di Demetrio da un video, lo ricrei olografico e lo fai cantare nell'aria, no? Perché con l'olografia puoi fare una cosa del genere, non hai bisogno di un supporto fisico tipo il LED wall, eccetera. E Patrizio giustamente ha detto: ma ci devo pensare, perché secondo me la sua correggimi se sbaglio, Patrizio, ma è stato più, come dire, una cosa quasi morale, non so come dire, hai avuto una perplessità di questo tipo, no? Credo, correggimi se sbaglio. Gli americani l'avrebbero fatto subito, per non dire i giapponesi, perché essendo molto più laici di noi, cioè, non hanno un concetto della sacralità, capito, fisica, per cui no, ma questa cosa potrebbe creare, capito, cioè l'avatar, tutto questo background catto comunista. Ma anche perché l'ologramma è un po' un fantasma. Probabilmente incide anche su questo. Se io dovessi dire a Dori Ghezzi: scusami, ma anziché mandare un video, facciamo vedere Fabrizio in una versione olografica, perché è sempre lui, cioè non è una roba ricostruita, è lui, solo che lo vedi in modo molto più spettacolare. Mi direbbe di no, perché c'è questo concetto un po' morale, un po' moralistico. Non voglio vedere il fantasma, lo vedrebbe male. È così. Correggimi, Patrizio, se sbaglio, ma che perplessità hai avuto tu? Che problema ci sarebbe? Non ricordo cosa ti ho risposto allora, però ti rispondo adesso. Sì, certo, ma per noi sono cose che non si possono fare dal mio punto di vista, sarebbe terrificante per quel che mi riguarda. Già me lo sogno ancora la notte, un giorno sì, un giorno no, ci mancherebbe anche vedere il fantasma tipo Obi-Wan Kenobi mentre suona. No, Roberto, no, questo non... Nonostante io uno fa vedere un video, cosa c'è di diverso? Scusami, uno dice: beh, vediamo un attimo un omaggio, Demetrio, vediamo un video di come fa la televisione.
No, l'ologramma però è un'altra cosa. Non fare no, non è furbazione un'altra come cosa, è un Brianino, altro supporto l'ologramma tecnico, ma è vedi sempre lui. fantasma. Roberto, Noi- lasciamo i defunti dove sono. L'umanità è tutta la vita che No, ma io sono si d'accordo bada con te. bene non che è- i morti rimangano dove sono, si mandano magari qualche sciamano fatto per vedere che aria tira, poi torna. Se lasciamo i Lasciamoli defunti là dove e sono, mettiamo allora qua. non suoniamo neanche Bach. Cioè, Oberliner ha fatto un disco con l'intelligenza artificiale di musica di Bach che è meraviglioso. Che vuol dire? Cioè, vuol dire, abbiamo ancora il Sì, concetto però che comunque uno morto è morto. volevo Cioè, sottolineare che una vuol dire? cosa, La che vita è forse eterna. La vita è eterna se siamo artisti. Non dico volevo che mettere bisogna in essere chiaro una buddisti per cosa, questo, però perché sennò cioè, va a finire che sembri tradizionalista, distopico e tutto il resto. Purtroppo ci sono, secondo me, delle dimensioni nelle quali c'è bisogno di una forma di controllo su queste tecnologie. Per questo prima ho specificato alcune cose, anche perché queste AI sono addestrate non è che arrivano tutte le persone, si addestrano le intelligenze artificiali come vogliono. Queste intelligenze artificiali sono addestrate secondo un gusto, una selezione di qualcun altro che dà un'istruzione a questa intelligenza artificiale e poi questa intelligenza artificiale è utilizzata come uno strumento. Bene, in questo caso, cioè, fondamentalmente, chi decide come viene addestrata l'intelligenza artificiale? E quindi là poi ci sono, diciamo, determinate dinamiche che entrano in gioco e sono molto difficili da controllare. Quindi è importante, secondo me, sottolineare questo Vabbè. punto. sì, Vabbè, come voglio al dire, Paul solito, McCartney ha facciamo preso il un Far West inedito e di ci Lennon. lamenteremo tra 10 anni, però intanto Paul giochiamo. McCartney ha preso un inedito di John Lennon e i Beatles hanno fatto un disco nuovo con John Lennon. Perché no? Cioè, non Non gli è capisco. venuto molto Altrimenti bene, non si però è un sarebbe gusto sentito. personale. Quindi, cioè, non mi Io sembra un abuso. È un reperto, è come chi lavora nell'archeologia che trova un reperto e lo riporta alla luce. Cioè, non vedo problema, sinceramente. Io credo che lo sia riporta alla luce e lo assembla. aspetta, ma lo assembla anche, non è che semplicemente ha ritrovato il reperto, poi lo ha assemblato in un determinato modo, ad esempio che Andy non pare gradire, quindi No, il nel pezzo senso, dei Beatles a me mi ha lasciato un po' perplesso, però contento che l'abbiano fatto. certo. Non è un No, lamento, io non mi lamento, ma il pezzo perché non era meraviglioso, questo sì, non era un gran pezzo, ma nella l'operazione in totalità. sé non mi sento Ma di lì condannare. l'intelligenza Preferito artificiale Fiat, è uno strumento, non è un controllo, cioè nel senso di dire lì l'intelligenza artificiale non ti trasforma, la utilizzi per separare la traccia del cantato da tutto il resto. immagino. Quindi Io perfetto, nel senso di dire in questo caso volevo assolutamente. chiedere a Francesco Berlunar, ma in realtà è una domanda per tutti, siamo tutti musicisti, diciamo, per tutti noi musicisti. Se non pensate che però c'è, al di là di tutti questi ragionamenti giustissimi e estremamente condivisibili, un problema legato oggi alla formazione, cioè nel senso che un conto è arrivare a questi strumenti con una consapevolezza che è fatta di, come dire, passaggi graduali, no? Cioè oggi ragazzi, io lo vedo anche all'università quando insegno, arrivano già con degli strumenti in mano potentissimi, cioè tutti i virtuali strumenti computer, gli effetti che ci sono a disposizione oggi, sequenze, fanno già di loro delle cose estremamente raffinate ed estremamente potenti. E si torna un po' a quello che si diceva prima, no? Del fatto che il compositore diventa quasi un gestore, un amministratore di questi strumenti. Allora io mi chiedo anche da insegnante, io cioè non ho nulla contro questi strumenti, anzi essendoci arrivato attraverso un percorso di formazione graduale sono felicissimo di averli oggi a disposizione. A me quello che spaventa un po' è la totale inconsapevolezza nell'utilizzo di queste macchine da parte di chi non ne governa i processi, come dire, realizzativi. Mi spiego meglio. In fondo, no, quando noi apriamo uno di questi software, chiedo scusa a Berlunar se semplifico, no, e scriviamo per esempio creami un loop di batteria in stile che ne so, e metti Square Pusher. periodo e metti il tipo di con tutte le diciamo le raffinatezze del caso.
lui tira fuori qualcosa che noi poi prendiamo, diciamo, e utilizziamo, no? Ovviamente noi questo lo possiamo fare perché conosciamo gli stili, conosciamo i batteristi, conosciamo le epoche, eccetera, eccetera, no? Conosciamo anche i processi produttivi che ci sono dietro quella cosa. Oggi magari uno studente si trova già questo materiale, lo mette lì e lo utilizza. In fondo questo percorso non è molto diverso, io l'ho scritto anche provocatoriamente sul mio ultimo articolo sul fatto, da quelli che per esempio per anni hanno attinto, no, alle librerie di loop, di preset e di materiale già preconfezionato, tu lo prendi, lo assembli, lo metti lì e poi c'è ovviamente un tuo intervento creativo, di effettistica, di modificazione, eccetera, eccetera. Però strutturalmente tra prendere dei preset in una library con migliaia di sample e generarseli col computer per poi caricarseli nel proprio sequencer, da un punto di vista, diciamo, del metodo, non c'è una grandissima differenza. Quindi io da questo punto di vista non sono uno di quelli che critica l'intelligenza artificiale dicendo farà la musica da sola. Queste sono tutte sciocchezze. Io sono d'accordo con la vostra posizione di dire no, dipende se c'è un autore dietro che gestisce quelle macchine, altrimenti le macchine non fanno musica da sole. Però mi chiedo se non esiste un problema legato al fatto che io quando ho cominciato avevo un vecchio expander della Korg che mi ero comprato usato e un vecchio Atari 1024 col mitico cavo MIDI, no, attaccato, avevo le mie cuffie e cominciavo a fare le mie prime composizioni con Cubase 2.0 che caricavo dal floppy. Il fatto di essere arrivato molto gradualmente a quello che c'è oggi, quindi alle meraviglie che poi pian piano sono state introdotte, quindi i primi campionatori, i suoni Akai, i campionatori digitali, i primi virtual instrument, il fatto di poter usare gli effetti dentro Cubase, no? Avere addirittura dei software in cui tu fai un accordo e loro ti creano tutto un arpeggio, un mondo sonoro, un paesaggio, no? Eccetera, eccetera, è stato un fatto graduale. Quindi oggi arrivo a questi strumenti con questo background. Mi chiedo se secondo voi non esiste un problema macroscopico a livello formativo di gente che arriva oggi, di persone che arrivano oggi, non lo dico in senso disprezzativo, assolutamente, lo dico con grande affetto verso anzi i miei studenti. Io cerco sempre di dirgli non usate direttamente queste cose, cioè cerchiamo di partire da elementi, dai Lego di base e non già dai Lego assemblati che noi prendiamo e mettiamo insieme in altre forme, perché avremo più consapevolezza dei processi produttivi e saremo anche più creativi, no? Il famoso il bisogno aguzza l'ingegno, cioè la mia paura è che oggi questo bisogno non c'è, perché è talmente già bello il materiale che esce fuori con poche manovre che poi si rischia di accontentarsi di quello. Ecco, questa è la riflessione che volevo condividere con voi e sapere se non pensate che magari si possa verificare un problema da questo punto di vista non per noi, ma per chi nasce già con queste tecnologie qua. Chi vuole rispondere? È un po' lunga. Io ho un problema di orario, devo attaccarmi paradossalmente che alla pittura digitale con Procreate, che ci sto arrivando, che oltre a quella spennellata devo chiudere un lavoro. No, capisco il tema, mi vengono in mente come quando quelli del breakbeat campionavano gli stacchi di batteria di James Brown e poi li rielaboravano con il campionatore per poi creare una generazione intera di cose nuove. Io un'ipotesi su cosa può generare sulla nuova generazione personalmente non ho la più pallida idea. Io penso che piuttosto ai tuoi studenti dovresti dargli anche un basso fretless in mano e un ampli per capire cosa può venire fuori se lo fai entrare nei loro computer. Ecco, piuttosto non lo so, è un po' ampio. È un po' ampio, però a me sono l'unico scemo, ma mi capita di conoscere, ecco, ogni tanto ci sono dei giovanissimi che fanno le produzioni scaricando le basi da internet e ci cantano sopra. Questa cosa mi colpisce, dico, ma perché non vuoi fare un pezzo tu? Non è bello provare a comporre? Invece no, l'ho scaricata. E questo non l'ho ancora capito della nuova generazione.
D'altra parte però invece mi trovo dei giovanissimi, magari indottrinati da dei genitori appassionati, che sono dei bravi strumentisti, che ci arrivano, poi mischiano strumento vero e console da DJ. Mi capita anche di conoscere, cioè, non riesco a vedere questa idea massificata i giovani d'oggi, è talmente variegato che sono un po' in difficoltà. Però scusate da mattina, vi devo lasciare perché proprio non devo appiccicarmi a fare il lavoro che mi prenderà tutta la notte. Grazie a Andy che va a fare il È lavoro. stato un onore, un piacere. Piacere nostro, e grazie veramente dei tuoi contributi a tutta quanta la discussione. Ciao Andy. Grazie a voi. Ciao. Grazie. Luigi, lo sai che mi fai venire in mente un po' questa tua domanda, che poi lascio subito la parola agli altri. Da ragazzo mi piaceva tantissimo il free jazz, a 14 anni suonavo direttamente il free jazz, me ne fregavo del timing, io suono la batteria e facevo un gran casino, ero felicissimo. Dopo ho dovuto ricominciare a studiare, voglio dire, le basi e quindi io credo che, ecco, riportato adesso, possono smanettare i ragazzi quanto vogliono, ma poi se vogliono poi effettivamente questo lavoro farlo, temo che dovranno recuperare un po' la storia di quello che è accaduto ieri. Io l'altro esempio che posso fare è quando insegno musica per cinema, per immagine, ai conservatori, vedo ragazzi studenti dei conservatori che conoscono Hans Zimmer e al massimo Ennio Morricone, ma saltando Bernard Herrmann, tutti gli altri che hanno fatto la musica. Ma questo penso lo facevo anch'io alla loro età, che mi piaceva Cecil Therio e sti cazzi tutti gli altri. Poi però, ripeto, sono dovuto ritornare indietro a capire qualche cosa come funzionava. Forse questo Patrizio Fariselli più di altri mi può, diciamo così, capire. Ecco. Beh, questa è la condanna degli autodidatti. Certo. Di avere un maestro che ti porta per mano in un percorso di conoscenza, tu salti di qua da una parte all'altra e poi a un certo momento ti trovi che voli nel vuoto e dici: un momento, fammi vedere cosa. E comunque ha ragione anche Luigi, insomma, perché è importante vedere i processi che hanno prodotto certi risultati che poi si manipolano così, pigliandoli magari dagli scaffali. Come diceva Stravinsky, la musica si scrive avec la gomme, con la gomma, e avere ancora la gomma in mano e una matita, scrivere la musica sul pezzo di carta, io penso che sia importante per un ragazzo che poi lavorerà sempre col computer o con altre cose, però insomma, lo rendi partecipo di un percorso, e sono cose che poi insomma aiutano creativamente. Di questo ne parlava in continuazione Morricone, dell'importanza di carta e penna, in sostanza. Quindi... sì, va a capire dopo, ognuno un caso a sé, perché come ripeto, la padrona ultima di tutti i nostri discorsi è la musica, in quanto musicisti. Quindi è quello che si risponde, di cui si risponde e di cui mi preme. Io posso dire che adesso invecchiando sono molto incuriosito da tutte le tecnologie, ho veramente la cantina piena di qualsiasi cosa, ma la cosa che più mi attira è la rimaterializzazione, restituire fisicità all'esperienza musicale. E quindi, per esempio, ho un disco pronto da 3 anni, ma non vado in studio perché non ne ho voglia. Voglio salire su un palco, guardare negli occhi chi è lì e buttarmi in improvvisazioni dove so come parto ma non so dove arriva, ma condividere questa precarietà e questa fisicità. Questa è la mia scelta da anziano ricoglionito. Voglio dire che io ho ascoltato un tuo concerto, ero tra gli ascoltatori online di un concerto che tu facessi all'Auditorium Parco della Musica, credo subito a ridosso del lockdown, e vi sentii online e devo dire esperienza abbastanza singolare, ecco, singolare, direi singolare. Tu la ripeteresti quell'esperienza? Ma neanche morto. Ma tu non hai idea cosa è stato per noi suonare con uno stage pazzesco, con le luci, tutto l'impianto apocalittico in una sala da concerto vuota. Non c'era nessuno. Noi abbiamo suonato per, come dire, solidarietà per gli organizzatori del Roma Jazz Festival, che hanno deciso comunque, nonostante i lockdown, di fare
la cosa, quindi, ma devo dire che c'è stato uno sforzo di concentrazione da parte nostra terribile. Vabbè, non è che non sei abituato in uno studio televisivo, in uno studio di registrazione, non c'è nessuno. Sì. O in radio, per esempio, una cosa che a me piace moltissimo fare, suonare, che so, in diretta alla radio, una cosa che mi emoziona molto, siamo io il tecnico, capito? Ma lì c'era qualcosa di perverso. No, io ricordo che tu mettevi gli applausi campionati. Non lo sapeva nessuno, a un certo momento ho fatto partire uno perché si sono girati tutti. È un po' d'umanità. No, è terribile, dai. Sentite, io vorrei chiudere, vi ringrazio tutti quanti, vorrei chiudere appunto questa puntata appunto vedendo questo Night in Gas, appunto. Ci vuoi dire qualche cosa, Roberto, di questo video? Anche Oberlunar, ovviamente, ho visto che l'avete fatto insieme. Io, come vi ho detto l'altra puntata, lo dico per chi ci ascolta stasera, durante le vacanze di Natale mi annoiavo tra cene di parenti, cose, pranzi, soprattutto sto mangiare. Ho una concezione del Natale io che è diametralmente opposta. Allora mi sono messo a scrivere musica e ho fatto un disco a cui ho avuto l'onore che ha partecipato anche Patrizio, che ha suonato il duduk, che è un suono meraviglioso, questo flauto armeno, però ovviamente sintetizzato. Non è che tutti dicono non sapevo che Patrizio suonasse il flauto armeno. Dico l'ha suonato con le sue tastiere, perché usando il pitch, dandogli quella modulazione che serve in modo perfetto, non senti la differenza. E quindi mi sono buttato a fare questo incrocio, come nel libro in cui il focus è l'interazione tra l'uomo e la macchina, lo stesso nel disco, che ha avuto vari processi. Sono partito dal computer con l'intelligenza artificiale, poi sono arrivato a chiedere ai miei amici musicisti, Oberlunar, Patrizio e Andy, di suonare, Paolo Baltaro che ha prodotto il disco, e poi sono andato in uno studio analogico a rifare tutti i suoni. Quindi praticamente ho fatto un mélange, un mix di varie tecnologie e di varie esperienze. Che questa è la risposta che volevo dare a Luigi, cioè oggi agli studenti bisogna insegnargli non tanto la carta o la penna, che addirittura, però va bene anche quella, quanto a un'educazione un po' più ampia, in modo che possano fare le loro scelte, cioè trarre un po' da qui, un po' da là, un po' da su, no? Come base esperienziale. Basta essere curiosi. E poi ho fatto questo Night in Gas che non è luglio, agosto, settembre, nero degli Area, che tra l'altro è un pezzo meraviglioso, ma visto le circostanze, visto che tutti dicono la realtà artificiale non ha niente a che vedere con la realtà concreta delle cose che succedono, ho detto sì, benissimo, allora facciamo un pezzo su Night in Gas, e quindi che è la storia di un pianista che suona durante i bombardamenti. E ho chiesto a Oberlunar di fare il video con l'intelligenza artificiale, perché lui è bravissimo a usare queste macchine in un modo incredibile, ed è venuta fuori una cosa secondo me poetica, dove anche Oberlunar ha suonato, e a dimostrazione che l'interazione tra la macchina e l'uomo, come i grandi maestri del Novecento ci hanno insegnato, da Sakamoto a Stockhausen, da John Cage fino a Laurie Anderson, per arrivare anche a Björk in tempi più recenti, funziona, perché dietro la poetica la facciamo sempre noi, le macchine fanno processi di interpolazione, di elaborazione, ma siamo noi che creiamo, e quindi stiamo tranquilli. C'era Oberlunar che voleva dire qualcosa. Sì, volevo giusto aggiungere due cose di esperienza, diciamo, su questo discorso, sulla domanda anche prima di Luigi, perché era molto interessante, e poi si ricollega comunque in sintesi a tutto quello che poi è la produzione, diciamo, fatta a livello artificiale, sia musicale che video, eccetera. Il problema, secondo me, è la perdita di mancanza di consapevolezza, perché anche un gatto che cammina su una tastiera e scrive un prompt potrebbe generare attualmente un brano, una frase musicale o un'immagine artistica, però senza nessun tipo di consapevolezza.
Quindi è ovvio che il problema è come vengono utilizzate queste tecnologie. E il fatto che sia tutto a portata di mano alcune volte non è assolutamente a vantaggio della formazione di un individuo, perché un individuo deve sudare sangue, non voglio dire così perché sembrerebbe distopico, però deve fare tantissima esperienza prima di poter arrivare a dire che quello è un prodotto artistico, riuscire a descriverlo, riuscire a concepirlo, riuscire a essere consapevole di quello che ha fatto. Quando, ad esempio, io dico che le intelligenze artificiali non soltanto le addestro con la mia musica suonata, ma le programmo con il mio codice, in realtà sto rispecchiando il fatto che ho dovuto studiare dietro, che ne so, tutta l'armonia funzionale, tutto il modo di mettere insieme le relazioni, avere delle relazioni, trasformare la musica in matematica, perché fondamentalmente la musica è matematica. Quindi secondo me è importante, assolutamente, non diciamo carta e penna o quello che è, però è importante che gli studenti abbiano la teoria, non soltanto la pratica, non soltanto lo schiacciare un tasto. Poi, per carità, alcune cose dalla pratica vanno sulla teoria, cioè il blues è nato fondamentalmente in questo modo, no? E poi adesso è diventato, cioè il blues è nato dalla stanchezza di chi lo suonava, da dei sentimenti, perché poi siamo umani e comunque umanizziamo tutto quello che per noi è la matematica ed è la teoria e trasformiamo così nuova matematica e nuove teorie in qualche cosa che poi è nuovamente artistico. È la stessa cosa nei processi di creazione artificiale, quelli fatti in un certo modo, quindi ecco che dipende come vengono utilizzate queste tecnologie. È ovvio che in Night in Gaza c'era tanta consapevolezza nel creare questo video, come c'era tanta consapevolezza nel creare quel tipo di armonia, di melodia che portasse ad un moto di tensione fino al rilassato finale. Però questo era perché dovevamo raccontare quella cosa e la dovevamo raccontare utilizzando ovviamente delle cose che erano tecnicamente quelle che sono proprio del nostro know-how, della nostra cultura da millenni ad oggi, però poi ovviamente utilizzando queste nuove tecnologie. Ecco, quindi volevo chiudere semplicemente dicendovi questo perché era importante. No, mi sembra molto importante anche perché c'è dietro tutto questo discorso molta umanità che va veramente a togliere dei dubbi a proposito appunto della presunta freddezza della tecnologia, cioè anche chi come Oberlunar, insomma, mi sembra che la studia, la frequenta e la pratica, poi alla fine delle domande di tipo etico poi ce le poniamo tutti quanti. Rispondo ecco a questo un po' a un'ascoltatrice che ci diceva prima appunto rispetto per i defunti a proposito dell'ologramma e via dicendo. Qui non c'è nessuno appunto che in qualche modo vuole offendere l'umanità o vuole anzi il rispetto dei defunti è uno solo, cioè farli rivivere, perché sennò metaforicamente ovviamente non volevo riprendere allora non dovremmo leggere più le opere di Shakespeare perché è morto Shakespeare, cosa vuol dire? Non dovremmo sentire le musiche di Bach perché Bach non c'è più. Credo che l'ologramma è una cosa è un qualche cosa che viene vissuto come posso dire, è un po' come quando i Lumière hanno inventato la televisione, il cinema, per cui quella famosa sequenza del treno la gente scappava. Ecco, credo che i tempi non siano maturi al momento. Io vorrei chiedere, estorcere a Patrizio Fariselli, se mi riesce possibile, magari una promessa. Mi piacerebbe parlare di nuovo, ecco, però soprattutto per quanto riguarda il tuo rapporto con la musica per immagini, con la tua carriera, appunto, ecco, in quell'ambito lì, che poi non si parla solo di film, ma si parla di televisione, si parla di cartoni animati, si parla di teatro, ecco, quindi verrai di nuovo ospite? Volentieri. Molto bene, perché adesso parlarne adesso mi sembrerebbe veramente svilente, cioè siamo proprio pure stanchi da tutto questo. Allora io ringrazio tutti, ringrazio Luigi Maiello che mi ha fatto compagnia in questa quasi 2 ore, ringrazio ovviamente Patrizio Fariselli, Oberlunar e Andy che è già andato via a creare altre cose, e ovviamente ringrazio Roberto Manfredi. Io darei di nuovo alcune coordinate prima di far vedere ovviamente
il video circa questo libro, cioè dici un po', allora, dove è disponibile, chi è l'editore e via discorrendo, facciamo un po' di sana promozione, ecco. Allora, sì, l'editore è Tempesta Editore, che devo dire è un editore interessato a cose nuove, meno male, che ce ne sono ancora qualcuno, e lui distribuisce soprattutto sul digitale oppure su prenotazione nelle librerie. Però, siccome è uno onesto, lui mi dice: Robby, se le vuoi vendere tu, io ti mando le copie a te e tu ci guadagni il 50%, perché altrimenti le librerie l'autore guadagna il 10%. Per cui io poi gli do per cui posso anche venderle io in internet tranquillamente, se qualcuno me lo chiede. Però voglio dire, si può trovare benissimo, basta ordinarlo a Feltrinelli. Se qualcuno ha voglia di andare dal solito addetto, digli: vorrei prenotare questa cosa, perché le librerie sono un disastro, ragazzi, è una roba. Comunque posso dire, in realtà, se voi digitate appunto La musica del futuro, lo scenario artificiale di Roberto Manfredi, lo trovate ovunque, su Amazon, su Mondadori, su Feltrinelli, IBS, tutto. Lo trovare anche scrivendomi su Messenger, io vi rispondo, ve lo mando io. Ed eventualmente anche scrivere a Roberto, però in realtà lo si trova ovunque. Allora io ringrazio tutti quanti, ci lasciamo vedendo appunto questa Night in Gaza. Io sono veramente felice di tutto quello che avete detto e nel caso di Roberto scritto, perché il tuo libro me lo leggerò spesso, perché è uno di quei libri che non è che nel giro di una lettura hai risolto, no, ci devi ritornare, soprattutto poi sul contributo di Oberlunar, lì c'è condensato non lo so, una serie di riflessioni che mi accompagneranno per vari anni, secondo me. Grazie. E quindi insomma felicissimo di avervi conosciuto tutti quanti. Purtroppo il tema di Night in Gaza non è esattamente dei più easy, ma è un video pacifista dove c'è anche una citazione di Bob Dylan, Master for War, i padroni della guerra, e quindi è un video pacifista. Però per far vedere la pace bisogna anche far vedere la guerra, perché sennò di cosa stiamo parlando? E siamo stati anche molto attenti abbiamo avuto molto tatto nel far vedere anche la guerra. Assolutamente, abbiamo tolto delle cose di retorica pura, ma insomma ho notato. Bisogna avere anche un po' di coraggio nella vita, perché sennò qui facciamo vedere solo i fiorellini di Sanremo. Noi abbiamo immaginato una Palestina, un giardino fiorito. Allora, grazie a tutti. Che a Patrizio piacerà. Grazie a tutti. Qualcosa mi dice che a Patrizio piacerà. Beh, secondo me anche, ma perché non l'ha mai vista ancora Patrizio? No, me lo perdono. Allora ce lo vediamo insieme. Dai.